...800 fucili di grosso calibro provenienti dalla Turchia e diretti in Belgio sono stati individuati in un tir e sequestrati dalla Guardia di Finanza al porto di Trieste dopo i fatti di Parigi e controlli intensificati sul territorio. Servono presidi sanitari delle questure nei centri di accoglienza a tutela delle forze dell'ordine che operano a contatto con i profughi e quanto chiede il segretario regionale dell'UGL e Polizia Raffaele Padrone. Lo stress come tecnica performante da utilizzare in azienda per migliorare le capacità di fare business, il metodo che sta dilagando tra le piccole e microimprese sarà oggetto di approfondimento mercoledì a Udine. Taglio del nastro nel pomeriggio in fiera a Udine per l'idea Natale, alla proposta commerciale per le festività si abbinano la solidarietà e la cultura. Per Libri Insieme protagonista stasera Mauro Corona. Dubbio vaghe per il Colantuono che scalda Ivan Piris che per domenica fa notizia anche di Natale utilizzato in partitella ma solo nel secondo tempo, quello solitamente detto delle seconde linee. Siano istituiti presidi sanitari negli uffici esterni delle questure presso i centri di accoglienza a tutela delle forze dell'ordine che operano a contatto con i profughi. È la richiesta del segretario regionale e vice segretario nazionale dell'UGL Polizia, Raffaele Padrone. Secondo lei come è stata gestita e come viene gestita l'emergenza profughi in regione? Abbiamo questa chiusura forzata e controllo delle frontiere che ritengo una situazione abbastanza particolare, in quanto migliaia sono i profughi che stanno oltrepassando il confine e centinaia di questi invece vengono proprio diretti nei nostri centri di accoglienza e nelle nostre strutture. Le questure non sono pronte a ospitare e al controllo di queste persone, perché una grossa mancanza di personale innanzitutto e un controllo alle frontiere che chiaramente adesso viene raddoppiato. Se viene raddoppiato deve essere raddoppiato anche il numero di uomini che mancano in Friuli Venezia Giulia. Il problema essenziale vero è questo, che controlli sanitari abbiamo noi operatori della polizia nei confronti di queste persone che giungono via terra, perché fin quando c'era il mare, fin quando arrivavano via mare, avevamo dei presidi sanitari in loco che controllavano questa cosa, controllavano un primo screening, c'era un primo screening sanitario su queste persone che giungevano. Oggi arrivano in questura, a Udine, a Pordenone, a Gorizia, a Trieste, nessuno li controlla. Noi abbiamo avuto casi di persone che nel momento della richiesta di asilo politico venivano ascoltati e quindi avevano un contatto con questi colleghi. Bene, il giorno dopo queste persone, uno era ricoverato per malaria e l'altro non si sa, forse si spera solo per scabbia. Quindi quello che chiediamo è il maggior controllo di queste persone e istituzioni ai prefetti dei presidi sanitari presso o i centri di accoglienza o presso gli uffici esterni della questura.